cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità. Ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno 2 o 3 volte i piedi come sull'aiuola. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di 1000 riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi. Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di 1000 riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Non ci sei più. Non ci sei. Bottiglia che mi ha portato Emilio alla tua ragazzo. Puttana miseria, che buono! Oh Emilio, veramente buonissimo. Guarda che ogni volta che sono felice, sto guardando Fantozzi mentre mangiavo, ogni volta che sono felice penso che un giorno a breve dovrò morire e pertanto dico cazzo, ho fatto bene, sto facendo tutto giusto. Come mi è nata questa? Non lo so, forse perché vedevo Fantozzi che è un grandissimo personaggio per quanto noi lo conosciamo come un comico. In realtà Fantozzi è veramente un grandissimo personaggio, Paolo Villaggio era. In effetti è morto anche lui, no? E da lì è nato il tutto. Voglio parlare ai giovani quasi come fossero dei figli miei. Sapete ragazzi che cazzo è la vita? La vita è del tempo, ok? E la vita è solo del tempo, non è nient'altro, non trovate sensi alla vita che sono minchiate e fumo che diventano quei figli di puttana, ok?
La vita è solo e semplicemente del tempo. La vita non ha un senso, non ha un Dio, non ha una logica, non ha uno scopo. La vita è del tempo, ok? Di questa vita, di questo tempo, fidati di me, fidati. Fai di tutto perché questo tempo sia sempre speso al meglio. E basta, non c'è altro, non c'è nulla da parlare, non c'è nessuna filosofia, non c'è nessuna religione, non c'è nulla. C'è solo il tempo, che è poco, molto poco. 1° aprile e non è uno scherzo, da oggi vai in strada alla Ducati. Mi manca ancora da cambiare la vaschetta, però l'ho riparata intanto con una colla plastica nelle saldature e speriamo che tenga per 2 giorni. Dopo fra 2 giorni il mio meccanico di fiducia mi cambierà la vaschetta. Addio Van Life. Sono passato al mio amico Massimiliano e senti che roba, non la senti più la cinghia, mi ha messo quella pasta, però mi ha detto è provvisoria, nel senso vai avanti così, vediamo se te lo rifà ancora, poi quando vieni a cambiare le gomme, perché ho ripreso giustamente dopo 6 anni o 5 anni quel che era, le gomme nuove, che le mie iniziano a essere vecchie, quindi screpettate, anche se hai battistrada non c'entra niente, vanno cambiate. Aspetta che tacco a te camera che non vi pincio la macchina, dopo le buone anche di offendersi. Eccola, perfetto, guarda, era tutto volo, eccola. E così. Aia, che sono? La pizza più gigante del mondo. So che non sono cose... Tieni la destra in SS14. SS14. Belle e simpatiche da parlare, però ancora 2 ore fa c'era questo enorme incidente dove avevano chiuso la strada, eccolo qua, e c'è ancora. Adesso vediamo dove cacchio ci mandano. Oh, che gentili, dobbiamo la scorta. Sì, esatto, abbiamo la scorta e ci guida. No, beh, c'è poco da ridere perché immagino che sia successo qualcosa di veramente grave, perché sono stati 2 ore. Tra 800 metri. Alla rotonda prendi la seconda uscita in SS14. Svolta a destra in via Paludi. Sì, ma stavo anche cioè non è che... Sono tira anche in mezzo, Sì. E un sacco di mezzi che sono andati a soccorrere. Non so cosa è successo, non so niente ragazzi. So solo che è una cosa molto molto grande. Porca troia ragazzi, sono appena partito col motore freddo, appena acceso. Cioè non lo sento confronto a prima, mi sembra di andare via col motore spento, tutto per quella pasta che gli ha messo nella cinghia dei servizi. L'aveva già messa in passato su un'altra cinghia, probabilmente non così tanta, insomma, senti che roba. Ma hai sentito il camper così silenzioso? Cioè mi sembra veramente tutto un altro motore. Eccola, 156 bomboloni, e che il tagliando me lo faccio a casa. E sì, come puoi vedere la Van Life mi ti regala, Dio caro. Chissà che bello che sarebbe vivere in un paese dove c'è sempre solo la primavera e basta, solo primavera. Guarda qua, sto guadagnando 24 ampere abbondanti, guadagnando perché ho il computer acceso, con l'inverter acceso, no? C'è una temperatura paradisiaca e se vuoi caldo basta che tiri le tende e il sole batte nei vetri e scalda tutto. Cioè, robe amati. Sta iniziando l'estate, il CP è libero e tranquillo a casa sua, fa le cacche a casa sua, nel giardino le fa schifo, preferisce farle sempre nelle mattonelle. E il CP è così. Guarda, dove trovi un altro parone che gli fa i petti di pollo, dove andare la disgraziata adesso? In cuccia sì, perché ha finito di fare cacche. Adesso si in cuccia che si riposa e si carica per fare altre cacche ancora. Era il Cristo che indica e giudica la mia moto. E dice, guarda che bello. Che bello andare a clienti così. Buongiorno Italia, guarda due robe. Primo, i piatti da lavare, che è una cosa che proprio mi è sempre stata sulle balle del camper. Beh, oddio, forse anche della casa, però in casa ti dici, vabbè, al massimo hai la lavastoviglie, che non è tanto un aiuto psicologico. La lavastoviglie è il pospongo, cioè metto là dopo tra mettere dentro e tirar fuori ed asciugare, perché insomma dopo certe fanno il calcare, il tempo secondo me la fatica è quella, sai. Che però almeno nascondi e non vedi la roba da fare. E dopo il CP, è una gioia vederla sempre in giro qua in giardino. Adesso è da mezz'ora che è qui indecisa, vedi? È indecisa se fare le scale, vedi, va che bella vita anche il CP. Cioè i suoi problemi, perlomeno quelli di oggi, sono se andare di là in giardino oppure no. È fantastico. Sta là,
tutto il giorno, valuta, cioè si fa i meeting nel cervello, cioè si invita tramite Zoom, si fa le call, tutte quelle robe, prova a immaginare dentro la sua testolina. Ma sì, abbiamo analizzato i dati, lo storico, bla bla bla, il target, il budget, il porco del suo can. Che figata. Pesaris, il paese o Pesaris degli orologi. Ho trovato un bellissimo posticino da portare a mangiare a Lescia col caminetto e tutto quanto, però chiudono, che tristezza. Vedi, questa è una meridiana del 1700. Ora qua se non te me credi, parlo piano perché te senti l'eco fin basso, Dio caro. Che forte. L'orologio di Leonardo. È un borghetto squisitissimo, bellissimo. Mamma mia, veramente bello. Tanto bello. Tanto bello. Ora sta una cesetta. Orologio a turbina. Quella turbina? Sarà quella turbina? Ora aveva che ha netà impegnate rame. Di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me. Mazza, che silenzio, sembra quasi un gioco di parole se dico che sembra che il tempo si sia fermato, no? Nel borgo degli orologi. che trip, strano, molto strano. Beh, piacevole, senza ombra di dubbio, però molto strano. C'è anche la giornata, una delle prime giornate colorate. Aspetta, mentre dico guarda là che era a casa davanti, guarda Drio. Guarda che spettacolo, guarda, quelle montagne, guarda, l'erba verde, il cielo celeste, ogni roba al suo posto, insomma. A proposito del tempo, sto aspettando di far passare un fiato di tempo perché ieri erano posti di blocco. Che pacchia, San Francesco, uno dei miei posti preferiti. L'angolo delle bestemmie, si è rovesciato l'olio, mi sta sgocciolando olio, quel cazzo là che tanto elogiavo. Vabbè, dovrò aprire e pulire tutto, no comment. Ovviamente giusto sull'oscurante, dopo aprilo tu l'oscurante smerdato di olio. Ragazzina piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina.
bambolina, perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti, farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu. Vorrei sapere perché non mi vuoi. C'ho tutti i denti, sono americano, sono conservatore anticomunista. Ti basta? Faccio la testa.